Saluto a voi tutti che ci seguitate. Oggi a Vabriguccia è giorno di festa, vestiamo un matrimonio con la scuola Simon Veil da Iaccio e forse che qui ci sono gli innamorati. Ah, dirà una urla. Allora, Zidì, quando è che vuole andare a fare un teatro con Pedro? Andate subito che vi aspetta. E un gatto che fa no? Andate subito. E qual è che va a cucina con me? Allora andate subito nello scatello. Ecco, ora sì che siamo pronti a aprire e porte di Vabriguccia. Saluto bene! Salute! E saluto a tutti. Allora, oggi è giorno di matrimonio. Che avete da impruisa? Allora, abbiamo preso qualcosa in rapporto con il matrimonio e torna oggi a una bella squadra con Nivin, Yusri, Lesia e per compie Paul Antoine. Veri commedianti, so capisco. A me mi triga di droit e parole in da cascetta. Che mu da droit? A nostra gascetta magica. Allora, Rositi, amabia e nostre parole scegli di burro. Sposa. Serva. Carota. Trampuacin. Allora, una sposa cascava, Mi va. una serva perché mica, una garotta e forse un logo detto campoacino. Ah, può essere. Bon, mi pare che un meglio di cercare un po' in due a uno per cercare un po' di costumi. Chi ne idee? Allora, andiamo. D'après me, bada lì, Allora, pia di burro. I costumi che potrovate. Allez, la petite cravate. C'è anche una piccola cravatta gusti. C'è qualche sia che sa da mettere qui? Fammi vedere qui, te. Beni qui tu, beni qui. Ecco. Beni Un bello godai. cappello così. Allora, tu, mi pare che abbiamo trovato la nostra serva. Allora, io vi lascio lavorare qui i vostri costumi e la vostra improvvisazione e me ne scappo della telo e ganto a trovare fanno che mi aspetta. Lavorate vado! Adoro! Salute, ganterini! Saluto! Français. Ci presentiamo? Yeah. Allora, qual è? Allora abbiamo Lucia, Jessica, Lina e poi abbiamo Matteo. Allora, dimmi appena, per su tema di un matrimonio, che hai scelto tu? Allora già ho scelto di va appena vista perché si sa che per i matrimoni si va già vista. E come? E sempre in i paesi. Dunque la canzone si chiama Nozza in paese. Bello programma! La conosci? Appena mi pare. Cantaci un ripiglio. Ah, poi canto ripido, allez. Paesi in festa, canti e sogni, paesi in festa, all'uso antichi, paesi in festa, riso e fiori, paesi in festa, dolci amori. Canto è? Yeah. Allora, che c'è il programma oggi non da tello? Allora sai come sempre nella musica si lavora il ritmo, si lavora posto che a lingua, ma appena fuori si lavora la pronuncia. Di appena i figli, E sono dopo già d'accordo. da essere una bella sorpresa. Ah, me ne faccio sempre sorprese. Allora, si deve da lasciare lavorare con Fanu e io voglio scappare in un mattello e cugina che mi si mi aspettano. Vi prego un buon lavoro. A dopo, Zidelli. Adoro Francine. Saluto, Carucci. Salute. Vabbè? Vabbè. Allora, lasciatemi mettere un moscuzzale. Ecco. Voi l'avete già messo. Allora, lasciatemi presentarvi i miei cuginari d'oggi. Abbiamo Antoine, Eman, Lesia e di noi Ange. Buona, allora, sapete che oggi o tema a Vabriguccia c'è un matrimonio e mi dava a festa. E io vi propongo di fare una torta grossa, perché chi si può dire che è un biscotto tradizionale, perché cudroate non tutti i tavolini di i matrimoni. Allora, abbiamo subito gli ingredienti. Guardate così. Che ci vuole? Leggiamo insieme. 2 euro. 2 euro, eh? Sei d'accordo, Lesia? 12. No. Quanto? 12. 12 giù, brava. E poi dopo che ci vuole, Dorna? 12
cucchiaroni Cucchiaroni di di farina. farina. Allora, qui dunque abbiamo l'uovo, qui abbiamo la Farina. farina. Dopo ci vuole 12 cucchiaroni di... Zucchero. In dove è lo zucchero? Fatemelo vedere. Ecco, è qui lo zucchero, bravo. E poi dopo chi ci vuole? Un sacchetto di lievito. Un sacchetto di lievito che ci serve a far gonfiare un nostro biscotto. Allora, oside, per un decoro di noi ci sarà appena di un po' così, oui, dei vraule, e poi ci sarà di noi per metterli sopra la cicolata. Ve la sicura ci vuole appena di cicolata, così non è più una torta, né? Allora, oside, prima di cominciare a fare la sosola di suo biscotto, io vi propongo di andare droit un nostro agricoltore, Jean-Luc Geronimi, che si trova in Oca di Uarzolino, accanto a Galeria, e che oggi è già da lì come le aline vanno l'oe. A te, Jean-Luc. Oggi andiamo in galleria per passare una stundetta in compagnia di un nostro produttore Jean-Luc Geronimi. Così gli sarà data l'occasione di mostrarci in dove sono fatte l'oe. Ma Jean-Luc, come si passa in pulinaggio? La vita di un pulinaggio non è mica complicata. La gallina per fare l'uovo ha bisogno di stare bene e di mangiare bene. Lì giù le uso io perché la posso fare l'uovo, lì giù non la pulla d'oggi che la posso orme a pullarsi a sera e ciò da lì di noi tutti i vecchi legumi e l'orto che sono mica stati venduti si buono a galline, così mangiano la roba buona. E il ialo non c'è mica. La gallina non ha mica bisogno di ialo per fare l'uovo, può fare l'uovo senza ialo, ma un po' mica fa più rili se non è mica ialo. Normalmente una gallina fa un uovo tutti i giorni. La gallina, per essere in allievo biologica, ha bisogno di avere un spazio fuori, di poter andare a mangiare l'erba, di poter andare a ruspare. Dunque lì giù un pulinaggio che la si piove a notte per dormire, installata e fare le sue ore, ma lì giù di noi un bello luogo fuori che la possa stare fuori a giornata, a mangiare a roba e a ruspantare. C'ho la cura le veste galline per fare l'oe bellissime. Una gallina per fare l'uovo come lo giù, cioè lisciarla tutti i giorni. Ecco, grazie Jean-Luc. Ora sappiamo che le aline non hanno mica bisogno di ialo per fare l'oe. Allora, voltiamo alla nostra sosola. Chi ce la fa prima? Ci vuole accendere il forno a termostato 5 90 a 175 gradi di cucinatura. Allora, a farlo subito. Andiamo. 165. Ecco. Bravi. Allora, forno acceso. Chi ferma qua? Ci vuole separare il toro e la giarina. Bravo. Allora, quanto ce n'è oe da sciappa? 12. Ce ne sono 12. Allora, voglio da bere oggi come separare il toro e la giarina. Allora, pian pianino. Si bicchialo e pian pianino. Vede come si va? Si va cascare la giarina e l'uovo. Ecco, questo è fatto. E il toro lo metto qui accanto, d'accordo? Avete capito? Yeah. Dopo lampiamo. A butti a gusti, andiamo a attaccare a Telesia. Facci vedere come sciappilo è piano piano. Brava. Ops. È un lavoro legato, eh? Brava, sei più forte che me. E da mettere il zucchero in dei doruli. E da contare dunque tutte le nostre cucchiaie. Quanto ce n'è? 12. Allora contiamoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Buona, avevamo da battere le nostre uova, gusti qui d'oruli o zucchero, dopo li metteremo a sovarina e uso il lievito. Chi faceva il lievito? Faceva Ingonfiare. un nostro biscotto. Ma senti da canto? I sentite va come io? Aspettate. Chi vuole già fa spiegarla? Faccia ria sta storia. Yusri, faccia ria sta storia, sai o mica? Yeah. La conosci? Yeah. La conosci? Bon, allora, ma pronta tutto qui. Allora, te, fa per Luigi, ben aiguille, e hai a domanda a mano a un amico, un proprietario ricchissimo. Vai burro. Salute caro amico, sono più contento oggi. Entrete pure, carissimo amica, ci farà dei nostri compagni. Cos'era così a buon'ora? Vabbè, chi ci vedo? Ma chi
Babà, allora, qui abbiamo la nostra serva, sai giù capito, eh? Qui abbiamo la viola che sta pronta in da sua camera. Boh, allora, sai che quando tu domandi a mano sei un po' nervosa, allora, vai pure. Salute, caro amico. Sono più contento oggi. Entrei pure, carissimo amigaggio, fratelli, ai nostri compagni. Quale sarà così a buon'ora? Vabbè, Chi ci pensa? Ma chi pensò? Ma non è mica male che... E così di. Chi ci tocca fare? Ua? Mette cosa? Ah? Avarina. Avarina, bravi. Allora, abbiamo da contare e gucciare. Allora, ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ah, continua a tu, mettele giorno a due tu. La mica travagliare che io, eh? 11, E 12. bravi. Allora, ora ce la mette di no, uso? Chi è che per farlo gonfiare? Uso? Levi. Allora, metti tu, e man, mettilo dentro. Tutto. Bravo. Ora ce la va, uso? Sommi, tu go. Chi è che? Battio. Guaccio. Allez, a te. Bravo, guarda che qui ce ne torna. Ecco, fa tutto. Chi ci tocca fare? Ua? A diarina. Ce la montalla, ce la monta la nostra diarina, ce la veramente che la sia più zeppa per mischiarla in nostra preparazione e così il nostro biscotto sarà più soffice. Soffice. Bravi, così. Buona. Calzonetti e calzoni di I sentite? I sentite cantare? I sentite mica? Venite con me. Paese in festa, a Lusanchighi, paese in festa, riso e fiori, paese in festa, dolce amori. Così di, abbiamo lavorato per un show ritmo, siete d'accordo? Yeah. Allora, abbiamo lavorato in due, dunque Lucia e Jessica, Lina e Matteo, siete d'accordo? Yeah. Yeah? Cominciamo tra in due. D'accordo. 1, 2, 3, paese in festa. canti e sogni, paese in festa, a Lusanchighi, Brave. A voi due. 1, 2, 3. paese in festa, canti e sogni, paese in festa, a Lusanchighi. Bravi. Allez, ci cantiamo la seconda strofa. Lustra scarpa. È così, eh? Yeah. 1, 2, 3. Lustra scappu stira, ucaraco a faldetta, fara i cavalli e qui parabelli in basti. Per andare tutta la noce di Michele e di Fifina. Bravi. Ecco, a diarina di zeppa e poi mu va un nostro misto a ua, mu da mettere dunque, quella che voleva lui, quella che prova. E? Ecco. Allora tu, te. A te. Allez, mischialo. Sempre, guarda, sempre nello stesso senso, eh? Allez, a te. No. Ah. Che bene. Ecco, ora la nostra preparazione è fatta. Che ci verrà a fare? Mettali ananta u vorn? Mettelo in forno, brava. Ecco, allora, lo mettiamo dentro. Oggi appena bisio, eh? Pesa appena, lo faccio io? Yeah. Ecco, guardate. C'è da campà. Yeah. Mi piace questa torta, ne? Yeah. E dopo abbiamo da fargli usare gorro, eh? Oh. Li preparerà la sua cicolata. Ecco, aspetta. Lo mettiamo nel nostro forno? Yeah. Ecco, mettiamo subito. Guardate. Ecco, ora
Emu tempo di asogugi dura, allora mentre il nostro iscotto goge e copribargo a gicula da gomboio ide, vi propongo di andare a nostra gara giornalista Lucia, che oggi si trova in una città vicina, in Marsiglia, in due tanti corsi a una gertebiga, sonda di guardare cerca un impiego, si maridavano e vogliano costruirsi una band e tanto in Corsica un lavoro di rascarso. A te Lucia. Salute Francine, oggi siamo in Francia, in Marsiglia. Quella città cuso porto che ha accolto tanti popoli dopo la sua fondazione in 600 Cristo da i Vugesi. E non la sapete mica. È stata fondata la città dai stessi che sono giunti in Corsica, in Alalia, i greci di Vugea. Oggi uso vecchio porto è sempre un luogo che ci la batte, un luogo popolare, qui uso pescatori e uso mercato ai pesci. E subito saprà un porto, un bagné e di questi che di maniera tradizionale si installavano gli immigrati di tutte le mamme quando li sbarcavano per la prima volta e anche i corsi. Ma in Marsiglia ci troviamo di monumenti come il Palazzo Longchamp, qui a mezzo un anziano castello acqua. A Basilica, Notre-Dame de la Garde, chiamata da tutti i marseillesi la Bonne Mère. Chi di a guardiana di marinari e i pescatori. Ma a città fuggesa e di noi una città moderna. In due a vicinanza di un mare ci invita sempre a viaggio. Ci troviamo musei noi veramente come un museo, un museo tremendo. D'altronde, bilancio, chi me ne va a fare una visita, chi mi ferma tante cose a imparare. Après, je te Francine. Ecco, grazie cara Lucia. Allora, mentre che la ci parlava di Marsiglia, noi abbiamo continuato la nostra sosola, il nostro biscottecotto, e poi che abbiamo fatto, Antoine? Abbiamo preparato cioccolata. Abbiamo preparato la nostra cioccolata, eccola qui. E che ci ferma a fare? O decor. O decor. Allora, guardate, avete i wombo, avete appena tutto. Chi volete mettere così dentro? Chi vuole mettere, Lucia? Allez. I bonbons. Allez, ci vogliamo mettere appena di wombo qui. Allez, figlielo, mettilo anche tu. Allez, ci sono anche questi wombo. Li fate un bello egor di vostro e vostro biscotto. Lei sa chi ci metti tu, non? Tu zucchero. Attorno appena di zucchero. Così belle se farfalle, guardate. Allora, così il decor è fatto, non ci ferma più che a tagliare, ma basta la sadorta, no? Yeah. Allez, lasciatemi dare su biscotto. Chi gli è soffice, così bella sadorta. Allez, passe pas de vostro biscotto, se ne volete d'orna, sapete come tagliarla. Allora, per me è ora di lasciarvi, cioè le corridroi a Pedro e usatelo di teatro, qui sono medianti. Vi dico a dopo per il nostro ritrato. Buon appetito, a bene. A bene. Oh beh, soprattutto. Come, scusate ancora. Allora, dimmi appena. Allora, chi Francina, decimo? abbiamo improvvisato qualcosa a parte da bezza di Chekhov, Sì. posto che mi pare che Nivin ha letto sa bezza e che se ne ricordava appenuccia e a Mabroa mette di noi parole di scatoletta. Ti mostriamo ciò che abbiamo fatto. Volentieri. Ah, bene, posa con me, Mi così stallo, siamo a teatro. il aghiamo un po' di lavoro. Allez, così, noi vi guardiamo. Salute caro amico carissimo frate amigacio di Poani. Andrei pur, carissimo amigaggio, frate di nostri compagni. Quasi così a buon'ora. Vabbè, ma chi pensò? Sapete amogara che Si nervoso, è normale, è normale, fai di un pezzo. Sapete un mogaro che... Vai pure. Mi piacerebbe mi piacerebbe di sposare vostra viola. mi piacerebbe Di sposare? di sposare a vostra viola. Ma sono contento, più che contento. Ah ouais, pour la trabaoula.
On è dottorau a sa serva. Allora, ovvio, ben aiguille. A giuger chi si è presentato, ben aiguille, ovvio. Oh, io, ben aiguille. Bon, e où il âge? Caro amigo, m'ha detto babbe che mi volete vedere. Sapete, magari, che sorrigo. Ie, ma mica come babbo. A già sai terreni. Ie, da Yeah. Allora, c'ho tre loghi. A giù assai dei reni, da un fiume maior. o fiume maior fino ao poggio. E no, dal fiume maior fino a Campo Acino. E no, Campocino è nostro. Ah no, Gmail. E no, è nostro. Gmail. Ah, no. Campoatine, j'ai Azuril, Dio Viol, Dio Ziu, Dio Nipod e Dio Mamma che me l'ha dato. Ah, mi sento male, non sento più le gambe. Aio, mogar, in Davide, pochi premi, soldi e terreni. Aio, mogar, un Davide, poco un preme, i soldi e dei reni. Aio, mogar, in Davide, pochi premi, soldi e terreni. Ie, e Campoatine sarà sempre nous. Come no? Attends, aiuta do viol. Campoacino, hai ragione. Di là, hai ragione. Ah, il y a Reggio. Campoacino sarà sempre nostro. Campoatine, j'ai sempre nostro. Ai, mo jambo, e mio capo, e mi morgo. In cineva, e io posso essere a tuo sposo. Oh, Francine, qui è un Qui momento ci di siamo, emozione. Allora, qui ti vuoi arrizzare, non te ne va. Allora, ribiadu. Ah, mi morgo. Ah, mo gabo, ribia. Ai, mo jambo, mo capo, mi morgo. Qui t'arrizzi, metti d'indino, t'arrizzi. Ah, Magog. oh mo gar, Oh, mogar, oh mo gar. mogar, in cineva, e io posso essere a tua sposa. Di vero? E a me basta darmi e garotte per mangiare tutti i giorni. Non sono mica di figliole. E Campoacino sarà sempre nostro. Ah, no. Campoacino sarà mio. No. E Campoacino sarà sempre mio. Ma che ciucchetti, siete troppo bravi, troppo forti. Bon, dire un momento di emozione, sa domanda di matrimonio, tu hai ricusato, ma tu hai trovato l'amore, ne? Sei contenta? Buona, siete stati proprio bravi, ma a me mi tocca andare a Fanu e uno fratello di Ganto. Ma raccomando, aspettate che dopo ci davanti un bello ritratto. Adoro, siete! Ado. Sono qui. Oh, da Ganto pare che poi siete in traccia di Vanna Vesta, qui chi si passa? T'avevi prevenuto io, eh? Ferma vista. Non dici mica urle tu, eh? Allora, chi famo? Dimmi. Ha bisogno di te. Oh, Ha chi può bisogno di suva? te. No, hai visto che c'era parola appena difficile? Yeah? Ha bisogno di te per farli cantare, per farli lavorare a pronuncia. Ah, d'accordo, ma chi famo? Li famo sotto forma di yoga? Un piccolo yoga. Ah, ma mi piacciono yoga. Allora, siete pronti? C'ho le bande siete in furia, avete capito? C'ho la di in furia, batti la guada, rigori, awadina te. Baci la vado, rigori a A te? Baci la vado, rigori a vagina. Baci la vado, rigori a vagina. A te? Baci la vado, rigori a vagina. Bravo! Allora, ma complica appena la fare. Yeah. Un altro. Lustra scarpo stira sira ugara go a faldetta. Lustra scarpo sera sira o garraco a fardera. Ecco già che l'ha fatto, né? Allora, ribia. Lustra scarpo sira o garraco a faldetta. A te? Lustra scarpo sira o garraco a faldetta. Lustra scarpo sira o caraco a faldetta. Bravi, vedi chi sono capaci. Forti. Allora, chi T'avevi fa? parlato di una sorpresa. E? Così dile, poi cantare delle strofe e li cantano i ribelli, siamo accordi? Yeah! Ah. A voi. Baci la vado, rigori a vagina. Un sole sopra un monte, scalda secca e camicie. Calzonetti e calzoni di Maria e di Giovanni. A voi. Paesi in festa, cantine soli. Paesi in festa, anni antichi. Paesi in festa, riso e fiori. Paesi in festa, dolce amori. Lustra scappa, stira, un caracco a fadetta, fara i cavalli e qui para berimbasti. Per andare tutta la nozza di Michele e di Fifina.
Paese in festa, canti e soli, paese in festa, adulti antichi, paese in festa, riso e fiori, paese in festa, dolce amore. E voi siete innamorati? No, pensavo io. Allora, ci siamo campati, Ci siamo campati come sempre. Come sempre, bene. Dimmi sempre le stesse affari, ma è talmente vera. Allora, voglio ringraziare la maestra Natalie Lanfranc che vi ha aiutato e poi dire, ah ouais, è un lavoro abbastanza e ora ti appena in riposo, ne? E poi quasi già se è porta di avere briguccia, vi propongo di andare ai vostri amici e Pedro che ci aspetta per un bello ritrato, che ne idee? Andiamo a piacere. Allora, venite! Buona, siamo pronti per i nostri ritratti? Allez, andiamo!